Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi vi voglio raccontare una storiella del vostro Marietto, sempre di fantasia, però prima di iniziare a raccontarvela vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegard e del vostro Marietto Veneziano, e se avete tempo di venirci anche a trovare nei gruppi Facebook e di Telegram. In Telegram poi a lunedì sera alle 8:30 avremo sempre degli incontri con degli studi esoterici. Grazie cari amici, anche per magari se vi scappa un super like è sempre ben accetto e tira su di morale. Bene, adesso iniziamo con la storia a fantasia che vi voglio raccontare. Qui il vostro Marietto avrà avuto 5-6 anni massimo, non andava ancora a scuola e veniva sempre a trovarlo sempre, diciamo che periodicamente veniva a trovarlo un signore alto con la barba, vestito con un vestito grigio, elegante, luminoso, un vestito grigio di quelli che luccicano, sapete, camicia bianca e cravatta rossa. E un giorno questo signore gli spiegò che lui nella vita avrebbe incontrato tanti nemici, il farmacista, il pittore, insomma gli disse tanti tipi di professioni e riusciva anche a fargli vedere a questo Marietto questi personaggi come li avrebbe incontrati, cioè fisicamente. E quindi il Marietto, che aveva 5-6 anni e che sapete che da piccolino era sempre solo e giocava nei boschi, era un po' impressionato perché diceva, prima di tutto non sapeva cos'era un farmacista, un pittore e quant'altro, che gli spiegava, insomma gli spiegava un po' questi soggetti che professione avrebbero fatto nella vita quando il vostro Marietto li avrebbe incontrati. E quindi di conseguenza il Marietto era un po' impressionato da tutta questa gente che avrebbe incontrato nella vita ed era un po' anche spaventato. Ma questo signore qua, che il Marietto stimava perché anche se in fondo non facevano grandi discorsi, era una delle poche persone che veniva a trovare il Marietto quando giocava da solo nel suo cortiletto in mezzo ai boschi praticamente. Insomma, questo signore qua gli aveva detto che sarebbe riuscito a fermarli. E il Marietto, insomma, voleva, anche se aveva 5-6 anni e girava come una scimmietta nei boschi, no? Voleva capire come avrebbe potuto fermare questi personaggi, che lui vedeva già come sarebbero stati quando li avrebbe incontrati. E a questo punto il tipo gli disse che il Marietto gli avrebbe impiantato, e ripeto, questo racconto di fantasia, non c'è niente di vero, gli avrebbe impiantato un chiodo in testa. Al che il Marietto era un po' spaventato perché vedeva queste persone alte e lui era piccolino e non sapeva come sarebbe dovuto riuscire ad arrivare su alla testa di una persona e mettergli un chiodo. E allora incominciò a pensare il vostro Marietto, ma se vado nella lavanderia magari c'è una scala, c'è una scala e prendo la scala, riesco a salire in alto e magari prendo questo chiodo. Però questo soggetto qui che veniva a trovare il Marietto, gli spiegava che avrebbe piantato un chiodo in testa a queste persone con un pendolino. Il Marietto non sapeva cos'era un pendolino, lui pensava a un orologio, avete presente quelli col pendolo, no? E invece il signore gli fece vedere al Marietto cos'era un pendolo, al che il Marietto voleva esercitarsi. E allora ha cominciato a pensare, adesso prendo la scala, poi vado nei boschi dove in montagna stavano costruendo una fila di scale a schiera e lì troverò un asse e molto probabilmente anche un chiodo. E così incomincio a esercitarmi a capire come picchiare sto chiodo in testa a queste persone molto cattive. Ora, vi ripeto che questa è una controfantasia. Al che arriva il giorno che arriva questo signore e il Marietto non riesce ad andare in lavanderia perché la lavanderia era chiusa chiaramente perché non ci doveva entrare nessuno e il vostro Marietto non ha potuto prendere la scala, però è corso nel bosco a prendere l'asse che precedentemente i giorni prima aveva portato fino al bordo della casa. Va nel bosco, prende l'asse, va a tirare fuori il chiodo e chiede al signore il mezzo o il pendolo, no? Perché lui pensava che il signore avrebbe tirato fuori l'orologio. Alla fine il tipo tira fuori un pendolino, a che il Marietto si spaventa perché dice ma come riesco a picchiare con questo pendolino il chiodo sull'asse, figuriamoci sulla testa di una persona.
Perché questo signore qui gli aveva spiegato al vostro marietto che queste persone erano cattivissimi e avrebbero fatto male al marietto. E però il marietto voleva anticipare i tempi e incominciare a esercitarsi, no? Per potersi difendere, no? E la scala per riuscire ad arrivare in testa non c'era, l'asse c'era, il chiodo ormai super arrugginito c'era, e allora il vostro marietto prende il pendolino che questo signore tira fuori dal nulla, prende la mira, il primo colpo sbaglia e manca la testa del chiodo, e il secondo colpo prende la testa del chiodo, il chiodo non si muove di 1 millimetro, ma la catenella si spacca. Al che il marietto, che aveva 5-6 anni, smarrito e spaventato, a un certo punto capisce che non ci sarebbe mai riuscito a difendersi coi chiodi nella testa delle persone. Poi chiaramente il tempo passa, la gente cresce come il vostro marietto è cresciuto e ha capito che quel chiodo era un'altra cosa, e quel signore che gli stava spiegando queste cose aveva visto che con la radionica si può fare molto e fermare molte persone cattive in modo elegante, senza colpo ferire e dar fastidio alle forze dell'ordine. Chiaramente questo qui è un racconto di fantasia, il vostro marietto sapete che le racconta grosse come delle valanghe, quindi è solo per dirvi che quel giorno si spezzò il pendolino su un chiodo, sulla testa di un chiodo contro un asse, e il vostro marietto aveva solo 6 anni. Grazie cari amici per aver ascoltato il vostro marietto, vi chiedo, se non avete ancora fatto iscrizione al canale di Illegale Marietto Veneziano, se volete di poterla, se potete farla, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, dove ci sono sempre gratuitamente dei bei PDF, e eventualmente anche nel nostro gruppo Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!